Perfetto, siamo in live. Allora, aspettiamo che arrivino i primi commenti. E che arrivino le prime persone. Allora. Ciao Matte, ciao Gabriele, ciao Andrex, ciao Christian, ciao a tutti ragazzi, come state? Tanto fatemi scrivere una cosa al volo qui. Bene, bene, dai. Abbastanza bene. Tanto scusate, sto a scrivere una cosa, perché dopo me stufa a ripeterlo. Quindi la scrivo, così almeno rimane visibile per tutto il tempo. Allora. Ok, eccoci fatto. Eccoci fatto. Che cazzo ho detto? Vabbè. Ciao a tutti ragazzi. Come mi è sembrato Cherry? Sinceramente non è che abbia molti giudizi positivi per quello che ho visto per la maggior parte dei giocatori. Riesco a salvare soltanto Cragno, che sul gol più di provare a pararla non è che ha potuto fare tanto, Rugani e Marin. Il resto non riesco a essere entusiasta della prestazione di nessuno. Ciao Gri, assolutamente. Serie B, se sarà Serie B sarà Serie B ragazzi, c'è poco da farci. Ti posso dire Bruno che se credi che noi siamo già in Serie B non ti conviene continuare a guardare le partite, se tanto ormai siamo retrocessi, evita di questa tortura. Sì Matteo, tu godi anche se sinceramente mi è difficile immaginare quanto tu possa godere per una partita vinta contro il Cagliari, però per carità ci sta, avete vinto, quindi assurdo che una squadra con la rosa del Cagliari e un allenatore offensivo come Di Francesco rinunci ad attaccare completamente per 90 minuti. Allora, su questo mi trovi d'accordo, Steve, ma per un semplice fatto, perché io ieri ero in live su Salotto Rosso Blu, non so quanti di voi lo conoscano, è un programma, diciamo, che va in onda su Facebook, in cui i tifosi del Cagliari entrano e dicono la loro. Io ho sentito molti dire che comunque questo Cagliari a molti è piaciuto, per carità, giustissimo, legittimo, ognuno vede il calcio a proprio modo, però io ripeto, a me questo Cagliari non è piaciuto, perché io, ok che andavamo a incontrare la Lazio all'Olimpico, ok che avevamo soltanto centrocampisti, ok tutto quello che vi pare, ma mi aspettavo dal Cagliari un atteggiamento molto più spregiudicato, perché tanto già sapevi che alle brutte sull'1-0 avresti perso. Io avrei attaccato già dal primo minuto molto di più, ma il Cagliari si è svegliato soltanto gli ultimi 10 minuti, quindi non capisco il modo di giocare che ha avuto il Cagliari, addirittura difendendosi a 5. L'ho trovata una cosa veramente assurda, perché non stiamo parlando che ti stai giocando i punti
per la zona Europa, che ti puoi permettere di difendere a 5, sei terzultimo in classifica. Ok che il Torino ce l'hai a un punto di distacco, però difendere lo 0-0 così è brutto. E sull'1-0, tolte proprio due, ma due di numero, occasioni limpide, non hai attaccato più di tanto. Quindi a livello prestazionale a me la partita non è piaciuta per niente, è stata secondo me un grande passo falso rispetto alla prestazione fatta col Sassuolo. Io sono convinto che il Cagliari abbia i mezzi per salvarsi e le possibilità per farlo, però in campo scende la squadra. Bisognerà macinare i risultati, la prossima ce la giocheremo contro l'Atalanta, staremo a vedere. Nandez ormai corre a vuoto, esatto. Anche Nandez, che ieri si è messo a fare il regista. Io non l'ho capita. Cioè, tu nel primo tempo, io ancora me lo ricordo, hai avuto un'occasione nitida in cui Nandez era, volendo da solo, poteva partire tranquillamente per un contropiede con la difesa della Lazio altissima, quindi poteva bruciarli tranquillamente in velocità. E come avevo detto nella live di Ghiottone, non voglio fare il coatto, però l'avevo detto, al posto di creare il contropiede, Nandez cosa ha fatto? Ha ripiegato, quindi con la palla è ritornato indietro verso la nostra metà campo e ha ricominciato a far giocare il pallone, evitando così di creare un contropiede. Non lo so. Intanto saluto i nuovi entrati. Ciao Domenico, tutto a posto? Ciao a tutti ragazzi. Non credo cambieremo allenatore, Bruno. A meno che non si dimetterà Di Francesco. Perlomeno per il momento, eh. Mm. Non è il fatto che non mi è piaciuto, ma se questo modulo lo avesse fatto con le squadre alla nostra portata, avremmo qualche input in più. Io Roberto, ripeto sempre questa cosa, è diventato un mantra. Con i se e con i ma la storia non si fa. Se avesse fatto questo modulo contro altre squadre, se il Cagliari avesse avuto, se il Cagliari non avesse avuto, la classifica dice che al giorno lunedì 8 febbraio 2021 siamo terzultimi in classifica. I 6 ma non contano nulla. Non contano nulla. Secondo me il Cagliari è andato all'Olimpico a fare la sua partita, però il Cagliari si è fatto vedere poco in fase offensiva e deve migliorare secondo me come personalità. C'è anche da dire che non siamo stati in grado di sfruttare le occasioni. Marin e Gaston Peré, no, Marin e Paoletti tra tutti. Se ci fosse stato Sottil, ma Sottil non c'era, quindi Gabriele c'è poco da dire. Luca, ma perché non esonerano Di Francesco? Il Genoa si è completamente cambiato con il cambio allenatore? Perché il Cagliari già paga 1,8 milioni a Di Francesco, o 1 milione, okay, beh, comunque più di 1 milione, senza contare che paga 3 milioni a Nainggolan, 3 milioni a Godin, e non si sa quanti ingaggi, 1,8 a Pereiro. Comunque il monte ingaggi del Cagliari è veramente molto alto. Andare ad esonerare Di Francesco, penso che Giannini non lo farà mai, perché poi dovrebbe garantire anche un altro stipendio ad un altro allenatore. Quindi se ci sarà un cambio di allenatore è perché molto probabilmente Giulini spingerà Di Francesco a dare le dimissioni, non all'esonero. Matteo, ripeto la stessa cosa, non lo saprai mai. Con i se e con i ma la storia non si fa. Eh, È Cancarla, ma anche noi dovevamo vincere. E penso che il Cagliari a livello di motivazione avesse più motivi per vincere rispetto alla Lazio. È vero che la Lazio avrebbe agganciato la Roma, però noi secondo me avevamo motivazioni più importanti per prenderci i 3 punti e non solo difenderci.
Il Cagliari si deve salvare perché ha giocatori tecnici e di qualità che secondo me meriterebbero più spazio. Vedi Nandes, vedi Zappa, vedi Simeone, vedi Gaston Perero, vedi Sottil. Con dei singoli del genere è assurdo come il Cagliari si ritrovi a bazzicare una zona di classifica simile. Però siamo lì, volenti o nolenti, noi siamo lì. È quello il problema. Praticamente non è stata interpretata male, ma con l'assenza di contropiedisti era difficile ribaltare l'azione. Attenzione Giorgio, i contropiedisti c'erano, perché tu con João Pedro volendo un contropiede lo puoi imbastire tranquillamente, con Zappa un contropiede lo puoi imbastire tranquillamente, con Nandez un contropiede lo puoi imbastire tranquillamente, non è soltanto Sottil l'addetto a fare imbastire il contropiede, però il problema viene quando pensi soltanto a difenderti, perché Nandez io mi ricordo che ha avuto un'occasione nitidissima per partire in contropiede e invece di farlo partire ha preferito indietreggiare, tornare nella propria metà campo e fare un retropassaggio e far ripartire la manovra dalla difesa. Quindi è inutile avere i contropiedisti se tanto poi vuoi fare un'azione manovrata. Ciao Miro, è la prima volta che partecipa a una live. Ciao Ashi, secondo me ci sta se decidi di impostare la partita sul contropiede. Il problema è che le poche occasioni che ti capitano non le butti dentro. Ma secondo me nemmeno sul contropiede è stata basata la partita, perché il contropiede de Marin nemmeno è un contropiede, perché è un'azione favorita da fallo laterale. Siamo riusciti a trovare la difesa della Lazio un po' scoperta e lì Marin non è riuscito a buttarla dentro. Stessa cosa vale per il coso di Paoletti, che quello non è stato un contropiede, è stato un'azione che ci siamo portati sul 2 contro 2 se non mi sbaglio. Pavoletti veniva dalla fascia destra e lì poi è stato bravo Lazzari ad anticipare, o meglio anticipare, a farsi trovare al momento giusto, al posto giusto e a bloccare il tiro di Pavoletti. Il problema è stato anche che non c'era nessuno sulla seconda palla, non c'era nessuno. Nainggolan ha giocato tutto il tempo nella retrovia, non c'era mai sulle seconde palle e quello è stato un altro grande problema. Esatto Roberto, esatto. Cristian, se me la riscrivi te la dico volentieri, cioè ti rispondo volentieri. Cristian Massidda ovviamente intendo. La prestazione che ti ha reso più soddisfatto secondo me o contro l'Inter nonostante la sconfitta, però vorrei sapere da te. Oddio, adesso sul momento non mi viene in mente una partita in cui mi sono ritenuto completamente soddisfatto. Forse ti direi quella col Crotone, ma pure lì ci sono stati degli errori. Ok, amo grandi motivazioni, ma le motivazioni non annullano il gap. La Lazio è molto più forte del Cagliari, la tattica è stata giusta, secondo me il problema è l'attacco, siamo sulla strada giusta. Non sono completamente d'accordo, Cancarla, però eh, ci sta, ci sta. No, mi riferivo a Christian Massidda che mi ha chiesto se potevo leggere la sua domanda, ma non la ritrovo, quindi gli sto chiedendo se gentilmente me la riscrive. Società inadeguata, presidente idem, Serie B sicura. Allora Mario, mi dispiace non guardarti il campionato perché se tanto siamo già retrocessi è inutile che che guardi perlomeno le partite. Poi questo è un mio giudizio, eh. La partita col Toro, sì, sarà un crocevia fondamentale. C'è da dire che non ci gira comunque bene. Io non mi ricordo un episodio a nostro favore recente. Eh, devi anche saperteli creare quelli, Lorenzo. Per vincere le partite bisogna fare pressing a tutto campo per 95 minuti. Assolutamente bisogna onorare la maglia che si porta, quello senza dubbio. Però Luciano, io sono molto più pratico.
non sono da questi tatticismi. Le partite si vincono segnando. Parliamoci chiaro, la Lazio ha meritato di vincere per quello che ha fatto? No, perché non si è mai resa così concretamente pericolosa, però è riuscita a fare gol e ha meritato la vittoria, perché nel calcio vince chi segna. Non, non- non è che c'è sta da inventarsi chissà che, nel calcio vince chi segna. Ho sentito dai tifosi che Nandez sta mettendo malumore perché vuole andare via perché ha litigato con la squadra. Secondo te è vero? Non ne ho idea. Non ne ho la minima idea. Non ne ho la minima idea. Anche se avesse litigato con la squadra, è comunque un atleta professionista e fino a quando è un dipendente del Cagliari deve dare retta a quello che dice il Cagliari. Perché non è che pia due spicci. Ma se non ci rendiamo mai pericolosi, come cazzo facciamo a fare punti? La porta dovresti spaccarla in due. Pure te non c'hai tutti i torti. Esempio la scivolata di Lazzari sul tiro di Pavoletti. A parte invertire non sarebbe andata sulla schiena ma sul braccio del nostro difensore. Probabilmente, probabilmente. Però è inutile attaccarsi a queste cose. Cioè, tu dovevi scendere in campo con un atteggiamento tale da impedire queste cose. Con un atteggiamento che la sfiga non la dovresti nemmeno concepire per quanto stai casato. La paura è che arriveremo con il Toro in preda a una crisi isterica. Io penso, ormai la partita col Toro è diventato il crocevia della stagione. Ciao Chris, qua in Sardegna hanno detto su Videolina che se Di Francesco perderà la prossima partita andrà via di sua spontanea volontà. Comunque ieri il Cagliari ha fatto un buon secondo tempo. Guarda Chris, sul buon secondo tempo non mi trovi d'accordo. A me non è piaciuto. Per quanto riguarda la questione di Francesco, ripeto quello che ho detto prima, che secondo me Giulini, per via dell'ingaggio oneroso che prende Di Francesco, non lo esonererà mai, perché si ritroverebbe a pagare sia Di Francesco che un traghettatore. Quindi l'esonero io lo escluderei a priori. Contrario invece il fatto che possa spingere Giulini a Di Francesco a dimettersi, quello assolutamente probabile. Quindi non mi stupisce questa cosa, perché se si perde contro l'Atalanta arriveremo col Torino in acque marroni, se non nere. Steve, io ti dico quelle che sono le mie sensazioni. Io non ho mai percepito la Lazio come concretamente pericolosa. Anche il gol che ha fatto Immobile, secondo me ci è riuscito a farlo, è riuscito a fare gol perché Immobile ha fintato inizialmente il tiro, perché se no quella palla secondo me non sarebbe mai entrata. Però, per carità, questo non lo sapremo mai perché il gol purtroppo l'ha fatto, quindi c'è poco da girarci intorno. Ti sto dicendo quella che è la mia opinione. Tutto qui. Sì, ma il crocevia doveva già essere la partita con il Benevento o con il Milano o con il Sassuolo. Beh, Lorenzo, il crocevia ce doveva stare già da parecchio tempo, quello sì. Però siamo arrivati a un punto in cui non riesco più a perdonare nulla, non ce la faccio più perché la cosa più importante sono i punti e tolto la partita col Sassuolo in cui ce ne siamo fatti inculare i due, non li stiamo ottenendo. Zenga non lo abbiamo né rescisso né esonerato perché Zenga aveva un contratto a 6 mesi. Zenga non è stato rinnovato, che è divito, cioè che è diverso. Zenga non è stato rinnovato, aveva un contratto fino alla fine della stagione. Hai visto lo schema su punizione Marin Ligo Giannis? Purtroppo sì. E preferirei non parlarne perché se no veramente lì scendono i santi.
Tranquillo, this is why we love Italy, perché tanto Zenga sta al grande fratello VIP, quindi anche volendo non penso che abbia la possibilità di fare allenatore e concorrente di un reality. No, attualmente non stiamo pagando nessun allenatore, anche perché il Genoa fortunatamente ci ha tolto l'ingaggio di Maran assumendolo, quindi adesso Maran viene pagato dal Genoa e non dal Cagliari. Attualmente gli allenatori che paga il Cagliari è soltanto Di Francesco, però prende un ingaggio abbastanza cospicuo, perché prende 1 milione e passa. Per quello dico che l'esonero non ci sarà, perché mai come quest'anno il Cagliari paga veramente tanto i giocatori a livello di ingaggio, eh. Quindi andare a togliere Di Francesco, ma pur sempre pagandogli lo stipendio, ed andare a prendere un altro allenatore, staff incluso, sarebbe una spesa esagerata, veramente esagerata. Quindi qualora dovesse cambiare allenatore è perché Giulini avrà spinto Di Francesco al licenziamento, o meglio alle dimissioni, non al licenziamento. Però non credo che il presidente si metta a esonerare Di Francesco. Dobbiamo chiamare Maranda solo per la partita contro l'Atalanta, con lui eravamo la loro bestia nera, quello è vero. Darei fiducia a Di Francesco, ma io gli ho dato tantissima fiducia, però dopo un po' la fiducia finisce. Dopo un po', per avere la fiducia servono i risultati. E il risultato è che in campionato non si vince dal 7 novembre e in generale non si vince dal 25 novembre. Se si perde anche contro l'Atalanta hai ancora fiducia in Di Francesco? Intanto scusa Gabriele Floris, scusa Gabri se t'ha bloccato il bot, scusami. Ti saluto comunque, un bacione Gabriele. A me piace Di Francesco, partiamo da questo presupposto, però siamo arrivati al punto in cui dare fiducia e cose simili non esiste. La squadra deve dare dei risultati tangibili sul campo. Ciao Gic Gic, Jack, vabbè. Abbiamo bisogno di punti. Assolutamente bisogna fare quadrato attorno alla squadra, attorno a tutto, però abbiamo bisogno di punti. Non c'è tanto da girarci intorno. Comunque ragazzi, io volevo dire chi qualora volesse partecipare in live è liberissimo di chiedermelo. Cioè se qualcuno vuole entrare in live per parlare 5 minuti con me qua in live, basta che mi scrive o su Instagram o da qualsiasi altra parte, che io gli mando il link tranquillamente, se qualcuno vuole. Secondo me la partita della verità è il Torino. Se perdiamo con il Torino, Di Francesco deve dimettersi. Probabilmente se perdiamo con il Torino potrebbe accadere. Sì. Il Cagliari ieri sembrava si volesse accontentare al pareggio, assolutamente Andrea. Certo Christian, basta che mi contatti o su Instagram o su Telegram, dove vuoi, io ti giro il link e per 5 minuti possiamo stare in live e mi dici tu dal vivo cosa ne pensi, quello che ti pare. Basta che mi contatti così ho modo di girarti il link. Siamo in B, se perdiamo contro il Torino mi dispiace dirlo ma è così, quindi non deve accadere. Ma non è detto, però la situazione comincia a essere tragica, comincia a essere veramente tragica. Secondo te chi va in Champions tra Lazio, Roma, Atalanta o Napoli? Sinceramente, Matteo, non ne ho idea e manco me ne frega un cazzo. Parliamoci chiaro, con tutto rispetto, non è quella fascia di classifica che vado a guardare io, purtroppo.
So solo che da quando Giugni è presidente, dal 2014 ad oggi, facciamo schifo più schifo. Nainggolan ieri è stata una delusione, quello sì, Andre, quello sì. Nainggolan ieri è stato veramente una delusione. Io l'unica cosa che rosico se retrocediamo è il fatto che Sky sarà totalmente inutile. Perché la Serie A col cazzo che me la guardo. E quindi me lo sbatto in faccia. No, ma Andrea, assolutamente, io continuo a dire che il Cagliari secondo me ha tutte le potenzialità per salvarsi e bisogna crederci fino a quando l'aritmetica non ti condanna. Quello senza ombra di dubbio. Infatti continuo a dire a quelli che dicono tanto siamo già retrocessi, non te lo guardate se siamo già retrocessi. Ha poco senso. Però crederci, fino a quando c'è la possibilità, crederci, perché tanto non costa nulla. Non costa assolutamente nulla. I siti pirata per vedere la Serie B. Magari ci fossero, Gabriele. Magari ci fossero. Se andiamo in B, dobbiamo sperare che il venerdì su Rai Sport diano una partita del Cagliari. Ammesso e non concesso che giochi il venerdì. Ciao Giuseppe, tanto ti saluto, è un piacere anche per me. Penso che hai toccato uno dei tasti dolenti, anche quello è un problema grave. È un problema grave. Lorenzo, mi trovi assolutamente d'accordo, a prescindere dall'avversario, la vittoria deve arrivare perché vincere aiuta a vincere, lo sappiamo. Se retrocediamo sarà una catastrofe perché questa volta non è come le altre. Se scendiamo in B, progetti ambiziosi per il futuro rischiano di finire per sempre. Il danno economico sarà enorme, quello assolutamente, Cancarla. Prenderemo una batosta di dimensioni disumane a livello motivazionale e a livello finanziario. Ah, Andrea, io pensavo che tu fossi del Cagliari, ma a quanto pare sei della Lazio. Comunque, sei il benvenuto. Tanto qui si accettano tutti, basta che non siano teste di cazzo. Quelle ne faremo a meno. Anzi, ne faccio volentieri a meno. Dopo il Torino abbiamo il Crotone, il Bologna e la Samp. Partite difficili ma che possiamo lottare visto la rosa che abbiamo. Ma quelle sono partite abbordabilissime sulla carta. Che comunque tu con la rosa che attualmente hai puoi tranquillamente sconfiggere. Ma Daccan e De Jong, che voi sappiate, sono infortuni gravi? Non lo so, Matteo. Sinceramente non lo so. Manca progettualità, manca comunicazione fra allenatore e dirigenza e secondo me qui hai toccato un tasto dolente, Marco. Manca coesione nelle scelte di mercato tra lo staff, manca serietà e visione nello spendere bene i tanti soldi. Manca tutto questo. Marco, mi trovi d'accordo un po' con tutto, anche perché con tutte le critiche che si possono fare a Giulini, non gli si può certo rimproverare il fatto che non abbia investito sul Cagliari. Il problema è che evidentemente i soldi non sono stati investiti nella maniera migliore. Grande Andre. Oddio, incompetente non te saprei dirissimo. Non so se è un incompetente, fatto sta che molte volte si è affidato a persone sbagliate. Quello proprio è chiaro. Ciao France. Gabriele.
Il Monza. Il Monza, se vai a vedere, è una delusione. Per la rosa che ha, è una delusione enorme, perché dovrebbe stravincere il campionato a mani basse, invece nemmeno è primo. Shone era da prendere subito. Da quello che so io è Shone che ha rifiutato il Cagliari. Quindi anche volendo, se lui rifiuta il Cagliari, è difficile da prendere. Comunque mi trovi d'accordo sul fatto che manca un collante tra centrocampo e attacco. Se andassimo in B, e toccati, volentieri. Tu chi vorresti che rimanesse nella rosa attuale? Hai fatto due nomi che in B non ci rimarrebbero manco per cazzo. Eh, sia Nainggolan che Godin assolutamente andrebbero via, ma come è giusto che sia, idem Nandez, perché spero anche Ligo Giannis. Se mi devo aspettare un nome che rimanga con noi anche in Serie B, però aspetta, chi voglio, ok, chi vorrei che rimanesse? Rugani, Rugani, perché ha dimostrato tanto ieri. Rugani a me è piaciuto tantissimo, a me è piaciuto veramente tanto. Per carità di Dio, Cherry. Cherry una cosa sola ha fatto buona quando stava in Serie B con noi, il terzo gol contro il Bari. Il resto io la stagione dei Cherry in Serie B non me la ricordo proprio. Joao sinceramente non credo rimanga, non so perché, ma secondo me non rimane. Qualora si retrocede, Lo sai che c'è, Psycho? Un giocatore solo non fa una società intera, Ma guarda, Simone, noi ovviamente è la speranza e la volontà di tutti che il Cagliari non retroceda, però parliamoci chiaro, è un'eventualità da tenere in conto, perché la classifica è quella che è. Il problema per quanto mi riguarda è che Difra ha iniziato a giocare col suo modulo e i risultati arrivavano e quando non arrivavano comunque ci provava. Assolutamente, assolutamente Angelo. Ma io infatti ho sempre parlato di un inizio di stagione in cui Di Francesco aveva portato mentalità al Cagliari, una cosa che non si vedeva da tempo immemore praticamente. E adesso questa cosa è venuta a mancare. Per esempio, ieri nella partita con la Lazio, il Cagliari si è svegliato, che è l'ultimo quarto d'ora, e non ha fatto nemmeno chissà che, cosa che contro il Bologna c'era un asse che sulla fascia destra ha creato il panico. Ma Messi lo tesseriamo, ma io un tentativo lo farei, raga. Io un tentativo lo farei. Non so come pagargli l'ingaggio, quello è una bega a cui dovrà pensare Giulini, però io un tentativo così ce lo farei volentieri, dai. Alla fine ne ho sentito parla bene di sto ragazzetto. Dicono che c'ha un buon dribbling. Qualcuno mi sa dire che non ha convocato Sottil? Credo abbia avuto qualche problema in allenamento, Daniele. Credo abbia avuto qualche problema, qualche piccolo infortunio. Utilizziamo i soldi per lo stadio per avere Messi un anno sotto contratto. Tanto per lo stadio chissà quando se ne riparlerà, quindi gli vendiamo a Seminello. Dove mandiamo a allenare i giocatori? A Piazza Ienne.
Anche Giuseppe, è da tenere in conto quella cosa. Gli regaliamo l'Olbia. Non lo so, in qualche modo troveremo un compromesso. Non lo so, qualche abbonamento che ne so, una scorta a vita de Porceddu. Boh. Pavo non è in forma e si vede perché non ha messo Simeone dall'inizio. Te lo dico io per far capire a Simeone che sta perdendo la titolarità e per farlo sbloccare. Secondo me è stato un messaggio che ha mandato a Simeone per fargli capire che pure tu te devi sbloccare. Che Pavo non sia in forma è chiaro. Poi Nandez il ruolo sta facendo, ieri ha fatto il regista purtroppo. Oliva non era da cedere, invece di rinforzarsi ha indebolito la squadra. Per prendere Rugani era meglio tenere Pisagani, basta con gli scarti delle altre squadre. Ma sinceramente adesso Rugani magna in capoccia a Pisagane, per quanto io ami alla follia Pisagane è quello che ha dimostrato, specialmente a livello di attaccamento alla maglia, ma a livello attuale come giocatori non c'è paragone. Rugani è 1000 volte più forte di Pisagane, quindi secondo me non sta né in cielo né in terra sto discorso, ma proprio zero. Per quanto riguarda Oliva, sinceramente la sua cessione, le partite in cui ha giocato non mi pare che abbia fatto la differenza, quindi ci sta, secondo me, la sua cessione. Il problema viene quando tu non rimpiazzi quel ruolo. È quello il problema, non è stata la cessione di Oliva in sé. Per lo stadio il comune dovrebbe consentire il bando per il progetto entro il 2021. Speriamo. Allora dobbiamo tribolare altri 10 mesi. Secondo me anche con Sottile ci sono problemi. Da quando non lo fa giocare più è scazzato e ha ragione perché ha sempre giocato bene Sottile. Sembra tutto così fatto alla cazzo a livello dirigenziale. Angelo, io ti dico che Sottile secondo me io personalmente non lo schiererei mai titolare, ma mai nella vita. Mai, mai. Io Sottile titolare mai, perché nel secondo tempo è devastante. Mi dispiace per Riccardo, so che partire da titolare ti dà quella carica in più, ti fa capire che comunque tu per il mister sei importante e tutto quello che ti pare. Ma Sottil che entra da subentrato ha tutt'altro effetto rispetto a quando parte titolare. Comunque, se pensiamo alla prima parte di stagione dell'anno scorso e alla rosa che abbiamo ora, che secondo me è migliore di quella, a parte il regista mancante, è incredibile pensare come siamo messi. Assolutamente. Ciao Matteo, sì, Matteo. Ciao Matteo, ci vediamo stasera da Jacopo. Come ti sembra il 3-5-2? 3-5-2 che tra l'altro diventa un 5-3-2 poi. Dipende da come diventa la manovra della squadra avversaria. A me sinceramente non mi è piaciuto. Mi è piaciuto più il 3-4-2-1, ma trovo le azioni del Cagliari veramente confusionarie. Sottile è quel tipo di giocatore che quando gli avversari sono più stanchi rompe tutto. Esattamente, Gabriele, io per quello non lo farei mai partire titolare. Anche se quello dell'attacco è l'unico reparto che non aggiusterei. Secondo voi a Cagliari non manca una vera prima punta completa ormai da anni? È da Borriello che manca un vero bomber. Sì, perché nel bene o nel male abbiamo sempre avuto delle punte che erano brave in qualcosa e carenti in altre. Quindi sì, una prima punta completa è da parecchio che manca. È vero che abbiamo avuto grandi difficoltà dal punto di vista numerica per infortuni e Covid vari, però cambiare 3-4 moduli è stata la rovina. Quel 4-2-3-1 avevamo una bella identità di gioco. Ma secondo me non è nemmeno tanto quello il problema. Lore, ciao Risi Wild of Italy. Alla prossima. Sì, Christian, non l'ho detto perché starei a ripeterlo. Comunque, la live qua su YouTube finirà alle 4:15.
Poi dalle 4:30 alle 6 saremo in live su Twitch e stasera la live sul canale di Ghiottone comincerà alle 21:30, ma io parteciperò dalle 22 in poi. Quindi questo è il programma di oggi. Comunque stavo dicendo, Lorenzo, secondo me non è nemmeno tanto un problema di modulo, perché gli interpreti ce l'abbiamo. Secondo me se tu hai gli interpreti, che sia un modulo o un altro modulo, sì, magari puoi avere delle carenze da una parte, avere dei punti forti dall'altra, però gli interpreti sono quelli. Se ci pensi, un anno fa, a 7 minuti dalla fine di quel Cagliari-Lazio, dove stava il Cagliari? Ma cosa può essere successo in un anno di così catastrofico? Non ne ho idea. Steve, io veramente non ne ho idea e ripeto che non sono io quello che deve dare una risposta a questa domanda. Poi capirai, io sto a Roma, quindi nemmeno vivo le vicende del Cagliari da così vicino. Io sento tantissimi parlare e dire: "Oh, ho beccato una Nainggolan, ho beccato Cragno per strada". Io non sono vicino alle vicende, non vivo l'ambiente Cagliari come lo vive la maggior parte di voi. Quindi nemmeno saprei dire e nemmeno mi azzardo a dare una risposta. Però sta di fatto che qui c'è un elefante dentro la stanza. Il problema è nato da Lecce, secondo me anche lì è vero. Non lo so, Christian, sinceramente, ammesso e non concesso che sia vero, non mi importa nulla. C'è anche da dire che siamo molto sfortunati a livello di infortuni. Beh, stiamo raggiungendo la Roma a livello di crociati rotti, perché negli ultimi 3 anni abbiamo avuto 4 crociati rotti. Uno Castro, 2 Pavoletti allo stesso ginocchio e Rog. Quindi poi Cragno sì, ok, si era infortunato, ma avevamo comunque un rimpiazzo all'altezza, perché Olsen ha giocato comunque bene, tolta la parentesi Lecce. Oh, e su questo Simone mi trovi assolutamente d'accordo, perché quando io ho visto la lista di convocati e ho visto che nonostante tu abbia richiamato De Jong dal prestito, abbia preso Duncan, quelli convocati erano Marin, Nainggolan e Nandez, perché 3 ce ne hai che non sono rotti, mi sono chiesto perché non chiamare qualcuno dalla primavera? Perché non richiamare Ladinetti? Marigosu già no, perché è più un trequartista Marigosu. Però un Ladinetti, che ti serve anche solo a far numero, perché non richiamarlo? Boh, non ne ho idea. Ciao al mignotto. Ma qualsiasi nome proveniente dalla primavera o da chi è in prestito all'Olbia sarebbe stato comodo, Christian. È quello il fatto. Io non capisco perché non è stato richiamato nessuno, è stato richiamato De Iola. E ok, ti serve a far numero. Se è rotto, chiamane un altro. Non ti puoi presentare all'Olimpico con solo 3 centrocampisti. Tutto a posto, del mignotto. Secondo me, Steve, siamo più forti noi del Torino a livello di singoli. Non lo so, Psycho. Fatto sta che c'è qualcosa che non va. Ci pensa Lumbo. Ciao, Ashi. Un bacione. Ma un Ladinetti avrebbe fatto comodo, Giuseppe. Avrebbe fatto assolutamente comodo.
Però vabbè dai, è andata così, non piangiamo, non parliamo più della Lazio, pensiamo alla partita con l'Atalanta. Tra l'altro quando gioca? Andiamo a far vedere quando gioca. Vediamo un po'. Calendario. Domenica alle 3. Ok. Ok, grazie Giancarla. Ci fai le pagelle in live? Ma no, non è un qualcosa che mi piace fare, sinceramente, pagelle in live. Non lo so, Christian. Pajak, da quello che so io, è sempre stato fuori dal progetto. Despotov ormai ha 25 anni perché è del mio stesso anno, cioè siamo proprio tutti e due dell'11 novembre del 96, quindi penso sia un giocatore già bello che formato, quindi io non capisco il fatto di girarlo costantemente in prestito. Se penso che Calabria stava per essere ceduto al Cagliari per 8 milioni, poteva fare un affarone. Ma non è detto che Calabria avrebbe fatto la stessa stagione che sta facendo adesso. Non è detto. Che gusto usi? Uso questo. Ora lo faccio proprio vedere. Questo qua. Che tra l'altro sembra un coso di piscio, però no, è il liquido per la sigaretta elettronica. Tabacco. Molto, molto easy. Tanto sigaretta elettronica che ho preso oggi, ecco, me l'ha regalata la mia ragazza per San Valentino. Meglio di Zappa avrebbe fatto. Che ne sappiamo? Che ne sai, Simo? Non lo sapremo mai, ma mai proprio. Ma non fumi più sigarette normali? Esatto, Steve. Io sono... Ormai è un mese e mezzo che non tocco sigarette. Che non fumo più le sigarette classiche. Beh, sigarette classiche non l'ho praticamente quasi mai fumate perché io sempre fumato il tabacco. Quello che a Roma viene chiamato drum. Però è da... sì, è da fine dicembre, metà dicembre, che non tocco le sigarette, che non tocco il tabacco. Fumo solo questa. Ci sono giocatori che esplodano tardi, vedi Paoletti. Riferito a chi, Giorgio? Guarda, Psycho, io ti dirò, non sono stato sempre un po' diffidente. Allora, io fumavo prima il tabacco, poi ho voluto provare l'Icos. L'Icos, la maggior parte delle persone che ho sentito che l'hanno provata ci si sono trovati male. Io mi ci sono sempre trovato benissimo, ma non mi sembrava un prodotto che potesse o aiutarmi a smettere di fumare o anche solo a diminuire. Invece questa mi sta stupendo. Io ho cominciato con la Wenax Stylus, quella che ho usato fino a poco tempo fa, mi sono trovato benissimo e mi si è aperto un mondo, mi si è aperto un mondo, perché c'è un danno minore, c'è un appagamento che comunque mi soddisfa. Probabilmente non smetterò mai di fumare, o meglio, non smetterò mai di svapare perché mi piace troppo. Però se posso farlo a danno quasi del tutto ridotto, eh beh, direi, direi di sì, ne vale la pena.
Lagos puzza di culo, te lo confermo assolutamente, assolutamente. Tra l'altro poi in un pacchetto erano più quelli che buttavi perché non riuscivi a fumarle, che entravano male, era aria, che quelle che ti fumavi concretamente. Riferito a Despotov. Ah, ok. Ma a me sinceramente pare un buon giocatore, però vabbè. Ciao Simone, un bacione e sempre forza Cagliari. Assolutamente. Io sono convinto che abbiamo tutte le carte in tavola per rimanere in Serie A. Ma risparmi a fumare quella elettronica? Io sì, io sì, perché non fai l'acquisto grande, diciamo, una volta e poi non devi più acquistarlo. Cioè, nel senso, col tabacco devi prendere costantemente filtri, cartine, costantemente. E ci devi sta appresso, ci devi sta molto appresso. Invece con questa tu ti puoi prendere una cosa tipo questa, che sono 100 ml di liquido, ad una qualsiasi gradazione di nicotina, dipende da cosa fumavi prima, eccetera, eccetera, e un 100 ml, ovviamente dipende da quanto svapi, ti può durare anche 2 mesi. Io fortunatamente non svapo tantissimo, perché cerco di regolarmi, però ti può durare tanto, ti può durare tanto. E costa sui 25-30 euro. Ti sarebbe piaciuto Luca Zuffi al Cagliari? Zuffi chi è quello? Basilea? Quanto hai pagato la sigaretta? Allora, la Wenax l'ho pagata 25, 25 euro. Ehm, questa non dico il prezzo, vabbè, è stato un regalo della mia ragazza, però comunque la box senza l'atomizzatore, quindi senza questa parte, costava 35. Poi l'atomizzatore dipende se si vuole fumare di guancia o di polmone. Ciao Manu! Mo non mi ricordo Cristian se segnava calcio di punizione. Fatto sta che prenderei comunque. Se devo prendere qualcuno, io prendo coso. Widmer dal Basilea. Che ne pensi di Couta della primavera? Ho visto la partita contro l'Inter e quando è entrato lui ha creato dei bei grattacapi alla difesa dell'Inter. Tanta tanta roba. Tutto a posto, te Manu. Tutto a posto. Te Manu. Scusa, sbagliato a dirlo. La formazione della salvezza. Granio Zappa Asamoah, Godin, Rugani, Duncan, N'Golan, Marin, Sottile, Ciao Pedro, Pavoletti. Ma non stai lavorando? Oggi non sono potuto andare a lavorare perché a Roma c'era lo sciopero dei mezzi, quindi anche volendo non potevo andare. Vai su un sito per prendere. No, ho un negozio fortunatamente sotto casa che vende tutta sta roba. Ciao Manu, a dopo. Chi non vorresti mai vedere titolare nel Cagliari? Balotelli, primo nome mi viene in mente. Primo nome che mi viene in mente è Balotelli, che non vorrei mai vedere col Cagliari. Ah, pure te l'hai presa, Matte? Ciao Roberto, un bacione. Paoletto e Gio Pedro hanno un bel feeling in campo rispetto a Simeone, ma è pure più tempo che giocano insieme, eh? Ho preso casa e trasferta. Bravo, hai fatto bene. Io pure avrei preso casa e trasferta, però mi hanno detto che non le potevo prendere. Non le potevo prendere
2 della stessa squadra, quindi... Ma le maglie false che vende quel sito non sono illegali? No, perché sono repliche. Il problema era se erano originali e le vendevano a 14 euro. Lì il problema c'era perché lì qualcosa di illegale fai, ma se sono repliche non c'è assolutamente nulla di illegale. Io me le vorrei prendere tutte e tre, perché le maglie di quest'anno mi sono piaciute. Quindi, tranne quella gialla che mi fa un po' Minions, però mi vorrei prendere pure quella. Poi appena mi diranno ti aspettano altre 2 maglie, mi prenderò sicuramente una del Cagliari e poi un'altra di qualche altra squadra. Per esempio, mo dovrò fare il video perché mi hanno richiesto che devo fare il video. E io insieme a quella del Cagliari ho preso quella de Messi, del Barcellona. E l'ho presa perché c'ho l'ultima maglia di Ronaldo con Real, quindi sia mai. Quanto costa la maglia del sito dove l'hai presa tu e come si chiama il sito? Allora, ti linko il sito. Devo trovare il coso della descrizione qui. Aspetta, linko direttamente il sito. Se carica. Vabbè, il sito non ce la faccio a linkartelo. Comunque si chiama KKGoal. Quindi, se lo vuoi cercare, si chiama KKGoal. La maglia costa 14 euro se la vuoi senza nome, senza badge, senza niente. Se no, con tutte le personalizzazioni ti costa intorno a 18 euro più o meno. Ecco perché non mi hanno dato il codice sconto, perché nemmeno mi sono azzardato a chiarire che lo costa veramente poco. Giorgio è cominciata prima perché oggi non ho lavorato. In quanto tempo ti arriva a casa dipende dalla spedizione che scegli. Con la spedizione, quella normale, devi pagare, ti costa molto di più, ma ti arriva in penso 7, massimo 14 giorni lavorativi. Invece, se la paghi con la spedizione gratuita, quindi ti arriva dopo, penso, anche volendo un mese e mezzo. Specialmente calcolate, ragazzi, che da adesso incomincerà in Cina il Capodanno cinese, quindi i tempi di spedizione si dilateranno enormemente. Quindi, se volete acquistarla adesso, vi consiglio di aspettare, perché vi potrebbe arrivare veramente da troppo, troppo tempo. Road to 2500 iscritti? Nemmeno so quanto sto adesso, quindi boh, non ne ho idea il mignotto. Sì, solo 18 euro. Non te sto più a per culo, costa 18 euro. Ti arriva per corriere? Yes. Ti arriva tramite corriere. Cioè, corriere, poste, corriere, comunque cambia poco. E il metodo di pagamento è PayPal. 2400 iscritti. Minchia. Quale sarebbe il sito? Vabbè, allora a sto punto linko il sito. Aprire un attimo WhatsApp web perché non so se il link che mi hanno mandato loro è comunque c'è un codice affiliato o simili. Quindi aspettate un attimo, Devo aprire WhatsApp web. Allora,
Tanto Giovanni, grazie mille, adesso ti rispondo. Perdone, sto un attimo impelagato in una cosa. Le sponsor belle. Le sponsor belle. Più che altro vorrei che tutti avessero l'opportunità di avere una maglia del Cagliari che sia il più realistica possibile. Semplicemente quello. Non credo abbiano il contrassegno il Mignottò. Penso proprio di no. Io vorrei che tutti avessero una maglia che sia il più verosimile possibile a quella del Cagliari e che costi poco. Quindi do anche la possibilità, spero di dare la possibilità a tutti. Ah no, non c'è nessun codice affiliato, vabbè. Di dare la possibilità a tutti di prenderla ad un prezzo veramente basso. Poi io ovviamente non lo dico perché è inutile dirlo, e non voglio nemmeno incentivare la gente a prendere la maglietta perché non voglio spingere nessuno a comprarla, però più persone comprano la maglia e più c'è la possibilità che comunque poi inviano magliette gratis a me. Ecco, sostanzialmente è questo. Più gente compra e più io ricevo maglie gratis, ok? Però a me non me la incentiva la gente a comprarle. Io lo dico, poi chi la vuole comprare, bene, chi non la vuole comprare, amen. Non cambia più di tanto. Comunque, questo è il link del sito. Allora, con calma, rispondiamo a Giovanni. Allora, tifo Cagliari perché mio nonno era sardo. Ovviamente dall'accento si capisce che io non sono sardo, sono romano, però tifo Cagliari. Tanto ciao Sfeltos, ciao carissimo. Tutto a posto, te? E poi che cazzo è questa fissa di retropassaggio a prescindere anche sulla tre quarti avversaria? Ah, beh, bella domanda Giuseppe. Bella domanda. Ce la portiamo indietro sta domanda da non so quanto. Non so quanto veramente. Tra l'altro vi ricordo ragazzi, per chi non avesse letto il messaggio qua sotto, alle 4:30 ci sposteremo su Twitch live su FIFA fino alle 6 e poi stasera sarò ospite sul canale di Ghiottone. La live comincerà alle 21:30, però io sarò presente dalle 22 in poi. Ma quella di Messi ce l'hai ora? Sì, ce l'ho ora, però ancora non l'ho fatta vedere perché loro mi hanno fatto esplicita richiesta di fare un video per ogni maglia che mi hanno inviato. Loro mi hanno inviato quella del Cagliari di Messi insieme, però io devo fare due video. Quindi uno per la maglia del Cagliari e l'ho fatto che è quella del Pagellone e mo devo fare un video in cui devo far vedere pure quella dei Messi. Semplicemente questo. Ma Di Francesco che si lamenta del raccattavalle quando per 90 minuti ha rinunciato a giocare, che senso ha? Eh, sai che c'è Steve? Che comunque certi atteggiamenti danno fastidio. Danno comunque fastidio. Ciao Dreamcatcher, un bacione, beata a te che c'è la neve, beata a te. Ciao Music. Poi ripeto, ormai è inutile parlare di Lazio Cagliari. Ormai è inutile, pensiamo alla partita con l'Atalanta. Sicuramente il Mignottò la sfiga ci ha messo il suo, però
Ciao Ale, cosa ne pensi di Pereiro? Non lo so, cioè non ho un'idea precisa, faccio fatica anche a considerarlo come giocatore, devo essere sincero. Pronostico contro l'Atalanta, evito di fare pronostici. Io avevo sensazioni positive per la partita con la Lazio, che cioè, a mio parere non sono state ripagate, quindi evito di dire qualsiasi cosa per la partita contro l'Atalanta. Aspetterò sperando che ci sia un cambio di rotta. Anche Dreamcatcher, cioè secondo me, io ripeto, nel calcio vince chi fa gol. Se tu non fai gol, non vinci. Secondo me non c'è troppo da girarci intorno. Anche a me Rugani è piaciuto cioè, si è piaciuto malissimo. No, vabbè, è piaciuto tantissimo Rugani ieri. Poi vabbè, Marin che fa? L1 per me è quadrato. Secondo me non è stato nemmeno così sbagliato tentare il pallonetto. Però troppo alto. Secondo me se ci fossero stati i tifosi allo stadio il Cagliari sarebbe lo stesso in questa situazione. Da una parte è meglio che non ci stanno i tifosi allo stadio, Steve. Meglio. Non lo so. Non lo so. Con i se e con i ma la storia non si fa. Lo dirò a vita sta cosa. Reina ha chiuso bene lo specchio. Mm. Giorgio, arrivi secondo, io so 3 anni che lo so di. So 3 anni che lo dico. Sono 3 anni che lo dico. Ma è ovvio, Daniele, che le partite si vincano anche 1-0. Cioè, non stiamo scoprendo l'acqua calda. E il problema è che quando ne vincemo 1-0 noi, che l'unica volta che stavamo a vincere 1-0 ci hanno buttato al culo all'ultimo secondo. Bella domanda. Ma l'Umbo riuscirà a giocare almeno una partita quest'anno? Ammesso e non concesso che l'Umbo esista. Perché a quanto pare, se l'Umbo esiste, l'unica cosa che sta a fare è o ballare o giocare alla play. Beh, io Cristian ho sempre detto che Paoletti è un giocatore limitato che tolto i colpi di testa non sa fare un cazzo e non mi pare di aver detto una cazzata. Poi c'è chi mi dirà ma Genoa, sti cazzi di Genoa. Genoa non è Cagliari, io parlo di quello che ha fatto al Cagliari. E se qualcuno mi ha detto che Paoletti a Cagliari ha dimostrato di saper tirare coi piedi, sta a dire una cazzata. Perché lì menti sapendo di mentire. Io Pavoletti l'ho sempre criticato anche quando segnava perché è un giocatore che a me non è mai piaciuto, è estremamente limitato e i due crociati rotti di fila non hanno fatto che aumentare e rendere ancora più palese il fatto che sia un giocatore limitato. Limitato. Poi, per quanto io sia contrario, per quanto a me non piaccia, c'è anche da dire che ieri Pavoletti è stato usato alla cazzo di cane. Perché ieri Pavoletti è stato usato come centravanti boa, messo lì soltanto per fare sponde di testa dai lanci dalla difesa o dal portiere e non gli è stato fatto manco un cross. Intanto un bacione all'Eccelso. Da quando è rientrato ha fatto pena. Secondo me Pavoletti fa pena già da molto prima.
Christian, però a pallone si gioca pure coi piedi, non solo con la testa. Qualche gol bello con i piedi l'ha fatto. Contro, se non mi sbaglio, che era o il Palermo o il Chievo in un match di Coppa Italia. Ma tolti quelli, regà, Paoletti non è buono a tirare coi piedi. Non è buono. Cioè. Pure Simeone non scherza. Ultimamente purtroppo sì. Contro l'Inter alla Sardegna Arena al volo. E contro il Genoa. Cioè, metti a paragone i gol di testa con i gol di piede e ti viene fuori un problema abbastanza palese. Secondo me condizionato a questo infortunio che manco è più buono di testa o nel tener palla. C'è da dire che secondo me ieri Paoletti non è stato messo in condizione di poter far bene, parliamoci chiaro. Però ripeto, secondo me stiamo parlando di un attaccante limitato. Contro il Genoa all'incrocio con i piedi che ci conquistano la matematica salvezza. E vabbè, non è che se l'ha fatto col piede quel gol vale di più. Cioè, stiamo parlando comunque di un giocatore che con i piedi non è buono. Qualche gol l'ha fatto, quello è vero, però non è buono. Ciao Nicolò. Io spero, cioè io credo che il Cagliari abbia le possibilità di salvarsi, però staremo a vedere. Alla situazione attuale c'è da considerare il rischio non così velato di una retrocessione. Anche Nainggolan è un grande problema ultimamente, sì. Assolutamente. Lo vedo troppo impegnato a rinfacciare qualsiasi cosa all'arbitro piuttosto che impegnarsi a giocare. Sì, quello sì. Oddio. Nandez o Rog, te lo chiedo visto che ora che hai visto Nandez senza Marco. Secondo me è un problema che il fatto che Nandez da quando è tornato dal Covid non sia mai riuscito a tornare al massimo livello. Poi se lo si adatta come regista a Nandez che fa del contropiede la sua arma letale, lì non lo so che senso ha. Fatto sta che è senza ombra di dubbio che Nandez stia deludendo. Giorgio, noi avevamo volendo Nandez come contropiedista, Zappa come contropiedista, ma loro il contropiede non l'hanno mai voluto fare. Si rifiutavano di farlo il contropiede perché Nandez nel primo tempo la possibilità di fare un contropiede ce l'ha avuta, però ha preferito giocare il pallone indietro con la difesa dalla Lazio che era molto alta e scomposta. È lampante che lì il contropiede non l'hai voluto fare. Bella domanda, Argo. Bella domanda su quella su Simeone. Vabbè, ragazzi, io non mi addentro più nei commenti della partita, anche perché ormai è finita e ha veramente poco senso, anche perché poi ne parlerò stasera. Qua sotto vedete la programmazione di oggi. Io vi ringrazio per aver partecipato alla live, vi ricordo che tra un quarto d'ora più o meno sarò in live su Twitch, giocheremo a FIFA. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Belli, raga.